Euroregioni News. Sapori Pro Loco, format confermato dal successo. Imminente la nuova edizione di Sapori Pro Loco, la grande festa delle tipicità del territorio che si terrà in 2 weekend a Villa Manin di Passariano, 12, 13 e 18 e 20 maggio. Gli organizzatori sono riusciti nel difficile compito di mantenere il giusto equilibrio tra la qualità delle offerte e la popolarità dell'appuntamento. La vetrina è ampia, variegata grazie alle Pro Loco e costruisce anche la valenza turistica dei territori attraverso le produzioni enogastronomiche. Sapori Pro Loco è un esempio per poter dire facciamone una di cosa ma ben fatta. Il presidente del comitato regionale delle Pro Loco d'Italia, Walter Pezzarini. Questa manifestazione, che arriva alla 17ª edizione, ha puntato in questi anni alla qualità in senso ampio, prima di tutto alla qualità dell'offerta enogastronomica. A Villa Manin troveremo la filiera dei prodotti enogastronomici della nostra regione e poi la qualità dell'accoglienza delle persone che arrivano a Villa Manin, in questo sito straordinario dove possono degustare i prodotti del nostro territorio e trascorrere momenti di serenità, di tranquillità, di amicizia. Questo è il format di Sapori Pro Loco dopo 17 anni, una manifestazione che ha saputo unire la qualità, unire una quarantina di Pro Loco che arrivano da tutto il territorio della nostra regione. Sapori Pro Loco è stata presa a riferimento da altre Pro Loco in Italia come modello di riferimento da replicare. Un riconoscimento sancito da visite ufficiali di delegazioni già nelle scorse edizioni, come anche quest'anno, anche se Pezzarini mette le mani avanti sulla replicabilità di un evento del genere. Confermo questo, tant'è che questa manifestazione è diventato per il movimento delle Pro Loco d'Italia, di cui io sono un componente del Consiglio nazionale, un evento di riferimento, tant'è che domenica all'inaugurazione ufficiale dell'apertura di questa manifestazione ci sarà il presidente nazionale proprio per testimoniare che il Friuli è diventato il focus per le altre realtà. Ci sono altre regioni che stanno tentando di, fra virgolette, copiare questo evento, anche se io lo dico che è difficile da copiare per una cosa molto semplice, perché è un evento nato dal basso. 17 anni fa una decina di Pro Loco si sono portate sul prato di Villa Manin con qualche stand a proporre i prodotti del territorio e l'organizzazione era un po' così improvvisata, non era gestita da noi del comitato regionale. Alla terza edizione l'abbiamo presa in mano e un po' alla volta abbiamo costruito questa iniziativa che oggi è diventata e conosciuta a livello nazionale. Euroregioni News.